Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, prima di tutto, prima di iniziare, avete visto il titolo che dice di iniziare col piede giusto, ma prima di iniziare col piede giusto in questo video, visto che vi sto portando in giro in moto, vi chiedo, io non posso farlo perché sono in giro in moto come vedete, vi chiedo di registrarvi o iscrivervi al canale di Hildegard del Marietto Veneziano e se non l'avete ancora fatto un bel like e di venire a trovarci nei gruppi Facebook dove vedete qui sotto in descrizione i link e magari anche nel gruppo Telegram dove ci riuniamo ogni settimana per gli studi con Hildegard e Marietto Veneziano. Bene, detto questo, partiamo subito col tema, cioè il tema del vostro Marietto Veneziano è iniziare col piede giusto. Nelle scorse pillole parlavo un po' di come, di quanto è lungo come si suol dire, un lavoro di alta magia operativa o incantamento, perché questi lavori di incantamenti possono prendere anche 9 mesi, no? Perché si usa di solito fare il lavoro una volta al mese con la luna a dipendenza crescente o calante, a dipendenza in che direzione si vuole spingere. Se si vuole unire si usa una determinata luna, se si vuole staccare si usa un'altra determinata luna. E questo è più o meno chiaro, l'ho spiegato, ho spiegato anche un po' i costi che ci sono. I costi non sono da sottovalutare, però anche i risultati sono di conseguenza. Poi è chiaro che, come mi ha scritto qualchedun'altra, o qualchedun altro in PVT oppure mi ha telefonato, mi ha chiesto se esistono dei rituali di alta magia operativa che impiegano meno tempo, no? Meno tempo ma che sono potenti, no? E il vostro Marietto chiaramente non ne ha mai parlato nelle precedenti pillole per il semplice fatto che voleva prima spiegare le tempistiche in linea generale. Poi è chiaro che, ad esempio, la grande sacerdotessa Hildegard, ad esempio, lei fa anche, opera anche con rituali caldei, ad esempio quello di Ishtar, che ha altri ritmi e velocità, perché praticamente si lavora un mese diretto, cioè tutti i giorni, tutti i santi giorni si opera a un determinato tipo di orario, nell'orario magico di quel determinato tipo di rito operativo, ma questo vuol dire che sarebbe rapportato alle 9 lunazioni come se fossero 30 lunazioni, ed è chiaro che a questo punto qua i prezzi chiaramente cambiano, la cosa diventa più importante, però i risultati chiaramente si hanno prima. È vero quindi che ci sono anche altri tipi di velocità, però ci sono anche altri tipi di lavori, quindi sono dei lavori molto più potenti, impegnano di più l'operatore magico e chiaramente ci sono anche altri prezzi da affrontare perché ci sono specifici oli magici, incensi magici e quant'altro, candele magiche e quant'altro. Quindi è chiaro che si può anche operare ad esempio con questo rito caldeo, si usa ad esempio l'Ishtar per tenere insieme un matrimonio o far ritornare una persona amata o avvicinare una persona che si vuole. Quindi è chiaro che è vero che il tempo è minore, ma l'operatore magico lavora di più e quindi ci sono altri tipi di costi e alla fine il risultato è lo stesso, ma se uno ha premura può fare questo. Addirittura il rito di Ishtar può durare fino a 90 giorni consecutivi, quindi voi potete capire l'importanza e la forza che ha questo rituale che è antecedente alla Kabbalah, cioè praticamente questo rituale ha più di 6.000 anni, quindi voi potete capire come è profondo e quale egregora potente si avvale. No, vi dico questo, scusate, vi dico questo perché voi dovete pensare che molte persone appunto mi scrivono, mi telefonano, mi contattano per sapere, ma non si può fare più in fretta di 9 lunazioni? Certo che si può, ve l'ho spiegato, o si ha il colpo fortunato che magari dopo 3 lunazioni la cosa funziona, no? O anche 6,
ma minimo 9 come vi ho sempre detto, oppure si usano altri rituali che sono più profondi ma hanno anche altri prezzi e quindi a dipendenza della persona che uno, cioè a dipendenza del potenziale economico che una persona ha, può valutare se fare un rituale, un sistema o un altro sistema. Questo era per rispondere a alcune persone che mi hanno contattato in privato un pochettino, non deluse, ma volevano fare in fretta perché il loro amato di qua, il loro amato di là, oppure avevano visto che era arrivata una dalla Sud America o dall'est e gli stava portando via, come si suol dire, il marito sotto gli occhi, e allora un pochettino impaurita mi ha chiesto: ma non si può accelerare questo taglio con questa persona? E chiaramente gli ho consigliato Ishtar, perché con Ishtar si va sul sicuro, ma è un rituale che ha chiaramente altri tipi di lavori e chiama in forza altre forze eteriche, no? E quindi di conseguenza è vero che funziona, ma ci sono altri prezzi. Ecco, cari amici, vi dico questo per informarvi che esiste anche questa possibilità, e la nostra Hildegarda, che è una bravissima sacerdotessa in questa direzione, appunto è molto attiva anche con questi rituali. Bene, cari amici, detto questo, questa informazione, di iniziare col piede giusto, perché appunto prima di mettervi nelle mani di quei santoni da web che sparano favole, no? Vi volevo informare che appunto esistono dei metodi, ma sono dei metodi anche impegnativi a livello economico. Non pensate di come girano certe favole, che basta accendere un paio di candeline, fare 2 oblazioni a Gesù Bambino e cambia il mondo. La cosa è impegnativa. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi saluta, vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda del vostro Marietto veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!